Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea e ben trovato. Grazie a te, cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1042 di oggi, lunedì 22 di settembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo quindi la nostra sesta stagione per questa trasmissione. A Dio piacendo chiuderemo la stagione il 24 luglio 2026, che sarà venerdì, poi ci sarà ovviamente la programmazione estiva della radio, ma la nostra sesta stagione coprirà tutto quest'arco di tempo. Ci sono delle novità: l'avvocato De Filippi è passato al giovedì, mentre invece dal martedì Zoom avrà un enclave. Signore e signori, arriva lui, niente po' di meno che l'immenso Claudio Borghi Aquilini, perché per suoi motivi di orario, non potendo andare più in onda il martedì mattina alle 9:30, avrà la possibilità con più agio di essere in onda in diretta dentro Zoom dalle 18:35 fino alle 19:30 ogni martedì con la sua scuola di magia, quindi affollatevi numerosi perché sarete graditissimi ospiti. Voglio ringraziare la nostra Sveva, grazie ancora, buon lavoro anche a te, mia cara. Insomma, abbiamo tanta radio da fare, tanta strada da macinare su queste magiche onde, ma vedrai che ancora una volta sarà un bel cammino insieme. Voglio ringraziare tutti voi. 0292947222 è il nostro telefono quando lo dirò io, 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che potete mandare già da adesso. Vi ricordo le regole della casa. Le regole della casa sono sempre quelle: primo, evitate per quanto possibile il turpiloquio;
2, e questo ci tengo molto, la polemica sia fatta sempre sulle idee, ma mai sulle persone. Se no è cartellino rosso e ciao. Perché il punto deve essere molto chiaro, anche perché diciamo che giusto ieri abbiamo avuto Pontida all'insegna di Charlie Kirk, abbiamo ascoltato anche il ricordo della figura di questo straordinario personaggio e vi dico la verità, a maggior ragione io chiedo che chi arriva in questa trasmissione faccia polemica sulle idee e non sulle persone. Sarà un modo per crescere tutti quanti insieme, perché la radio crea una comunità e a maggior ragione vogliamo che questa sia una comunità dove c'è pulizia, prima di tutto nel pensiero, pulizia delle idee, perché se le nostre idee sono pulite, le diffondiamo meglio, le recepiamo meglio, creiamo nuove idee e quindi viviamo anche meglio, tutti insieme, che è la cosa più importante. Bene, cominciamo allora la nostra trasmissione e cominciamo ovviamente con il primo diritto e rovescio della stagione, ancora una volta lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, che voglio ringraziare e salutare. E allora, Sveva, se sei pronta, vai pure anche col diritto e rovescio. Il rischio di una guerra da parte della Russia viene vissuta da molti italiani come un'ipotesi impossibile, tant'è che molti di loro sono chiaramente favorevoli a Putin. Ben diverso invece è l'atteggiamento dei paesi europei dell'Est che confinano con la Russia o con paesi dominati dai russi come la Bielorussia. La Finlandia, ad esempio, che da sempre era rimasta ostile alla convenienza di aderire alla NATO, adesso non solo ha chiesto ma ha anche ottenuto di aderirvi. La Svizzera da sempre è stato un paese non schierato politicamente, pur essendo da sempre armato fino ai denti. La Svizzera si è vista riconoscere questa sua autonomia persino da Hitler nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando il dittatore nazista aveva invaso o aggredito tutti gli altri paesi europei. Ma di fronte alla minaccia russa, adesso anche la Svizzera ha cambiato la sua secolare politica neutralista ed ha deciso di aderire al mondo occidentale contro Mosca. Putin non scherza e Berna lo sa. Niente da aggiungere all'immenso Pierluigi Magnaschi, le 18:21 minuti e 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Zoom, prima puntata della sesta stagione, la numero 1042. Antonino Danna al microfono con voi. A proposito, il pezzo con cui abbiamo iniziato direttamente dall'album Storia di un minuto del 1972 è Ça va sans dire, è festa della premiata Forneria Marconi, perché i pezzi brutti qui non ve li passiamo. Bene, adesso però è il momento di Qui Parlamento, abbiamo i decreti sul commissariamento dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari e le misure urgenti in materia di giustizia. Interviene la deputata Ingrid Bisa, che vogliamo salutare. Poi dopo un breve jingle e ascolteremo Max Gazzè, Una musica può fare, 1999. Buon ascolto. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 8 agosto 2025 numero 17 recante misure urgenti in materia di giustizia, Camera 2570 a Governo. Io chiedo l'autorizzazione a depositare la relazione integrale, farò quindi un sunto in maniera appunto sintetica il più possibile del contenuto. Il decreto legge inizialmente composto da 10 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, nel corso dell'esame in sede riferente da parte della Commissione Giustizia è stato integrato con 2 ulteriori articoli e modificato in diversi punti dopo l'istruttoria fatta. Sono pervenuti tutti i pareri delle commissioni competenti e in sede di esame in commissione la Commissione ha approvato 2 emendamenti delle relatrici che accoglievano altrettante condizioni formulate dalla Commissione Bilancio.
La prima finalità di questo intervento nel decreto è quella di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza entro il termine del 30 giugno 2026. La seconda finalità, esplicitata appunto nella relazione anche introduttiva, è quella di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, in connessione con l'emergenza carceraria e con la necessità di rafforzare il numero dei magistrati di sorveglianza nel più breve tempo possibile. L'articolo 1 reca disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, volta sempre a consentire deroghe a carattere temporaneo in funzione del raggiungimento dei citati obiettivi del PNRR e quindi non oltre il 30 giugno 2026. Il comma 1 interviene e consente appunto al primo Presidente della Corte di Cassazione di applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile con alcune estensioni. Il comma 2 interviene sulla disciplina che consente di effettuare applicazioni da un ufficio ad un altro indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico. E il CSM può disporre appunto le applicazioni nei termini previsti dal comma 3 bis del medesimo articolo 110. A seguito di una modifica apportata in sede riferente in commissione, si è chiarito che tale rinvio fa riferimento al termine breve di 15 giorni dalla richiesta. È stato precisato che non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato. Il comma 3 deroga al divieto di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alla vacanza dell'organico dei giudici professionali, oggi previsto dall'articolo 13 del decreto legge 116/2017. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 3 bis al fine di chiarire che i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni possono esercitare tale opzione entro il 31 luglio di ogni anno, compreso quello dell'anno in cui sono stati immessi in ruolo. L'articolo 2 introduce degli incentivi per il trasferimento presso le corti d'appello che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi del PNRR e qui rimando sostanzialmente alla relazione per tutte le specifiche dell'articolo. L'articolo 3 consente le applicazioni a distanza dei magistrati e anche qui nello specifico tutti i commi appunto rimando alla relazione illustrativa che deposito. L'articolo 4 ai comma 1 e 2 prescrive ai capi degli uffici che il CSM ha individuato tra quelli in ritardo nel conseguimento degli obiettivi del PNRR di predisporre dei piani straordinari per superare i ritardi, anche derogando a quelli che sono i limiti attualmente previsti. L'articolo 5 riguarda il tirocinio dei magistrati ed è una disciplina sempre derogatoria sia con riguardo alla durata sia con riguardo alle modalità di svolgimento, al fine di prevedere anche un periodo di tirocinio presso le corti d'appello nella materia civile allo scopo di supportare questi uffici giudiziari nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi sempre del PNRR. Si prevede dunque che il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito col decreto ministeriale 9 ottobre 2023 abbia la durata di 18 mesi, comprensiva di un periodo di 4 mesi anche non consecutivi presso le scuole superiori della magistratura. L'articolo 6, novellato in sede referente in commissione, prevede il differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche e quindi anche qui appunto rimando, precisando solamente che è stato prorogato il termine per la costituzione del tribunale per la persona, per i minorenni e per le famiglie. I commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo differiscono per un ulteriore anno fino al 2026 gli effetti della riforma delle circoscrizioni giudiziarie relativamente al funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Portoferraio e Lipari, prevedendo anche le relative autorizzazioni di spesa.
E il comma 9 appunto prevede il termine di presentazione delle domande di iscrizione al costituendo albo dei pedagogisti. L'articolo 7 è relativo al procedimento di ATP, accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dove appunto la relazione illustrativa motiva tale intervento con l'esigenza di snellire le fasi procedimentali anche nell'ottica di una riduzione del disposition time. E qui rimando alla relazione. L'articolo 7 bis è stato introdotto ex novo nel corso dell'esame in commissione, dove al comma 1 modifica il codice del processo amministrativo devolvendo il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevedendo in relazione alle suddette controversie l'applicazione del rito abbreviato. Al comma 2 inoltre si prevede che l'Agenzia per la Cybersicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie possa assegnare a un soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti da essa prescritti. L'articolo 8 incrementa la dotazione organica della magistratura ordinaria di 58 unità. L'articolo 8 bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di agevolare il ricorso all'utilizzo dei braccialetti elettronici. L'articolo 9 interviene sulla disciplina del pagamento degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, la cosiddetta legge Pinto, dove appunto è possibile procedere con tale richiesta, quindi adottando appunto la procedura della cosiddetta legge Pinto anche in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso, e l'intervento è stato dovuto alla necessità di adeguare la disposizione alla sentenza 88 del 2018 della Corte Costituzionale. Poi rimando alla relazione e appunto la relazione illustrativa in riferimento all'estensione dell'applicazione della legge Pinto esplicita come la finalità sia quella di evitare che la domanda non venga presentata al fine di far decorrere gli interessi sulle somme dovute. L'articolo 10 contiene disposizioni finanziarie e l'articolo 11 la disciplina dell'entrata in vigore. La parte restante Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Una musica può fare cantare li li li, la 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 maggiore. Una musica può fare cambiare ni ni ni, na na na. Una musica può fare dove sei, non mi vuoi, stai con me. Una musica può fare cosa fai, non mi vuoi, tanto è uguale. Una musica può fare salvarti sull'orlo del precipizio, quello che la musica può fare. Salvarti sull'orlo del precipizio, non ci si può lamentare.
può fare dormire bambini il giorno. Una musica può fare svegliare bambini la notte. Una musica può fare solitudini bastate a farsi da mangiare. Solitudini bastate a farti innamorare. Lei non sa quello che è la musica. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, lei non sa cosa una musica può fare, diceva nel 1999 Max Gazzè nel geniale video di questa canzone, una musica può fare appunto, sono le 18:34 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi e noi naturalmente continuiamo il nostro cammino, perché una musica può fare tanto. In questa sesta stagione di questa trasmissione io ringrazio tutti voi per l'affetto con cui la seguite. Naturalmente noi continuiamo e cercheremo di raccontarvi l'Italia, cercheremo di chiederlo a qualcuno che lo sa. Ma onestamente ho pensato a una cosa, sì, di cose brutte ne stanno succedendo anche troppe. Guardavo poco fa l'Ansa, vi dico solo che la notizia d'apertura è questa: l'Italia in piazza per Gaza, scontri a Milano, 10 fermati, 60 agenti feriti, bloccata l'A14 a Bologna. È un tempo che viviamo molto contorto, molto scuro, è un tempo non facile. Allora, in un tempo così, mi piace pensare che possa arrivare anche un messaggio di speranza, si possa anche dire che la realtà non è così brutta come appare, non c'è solo il brutto, c'è anche qualcosa che ci permette di guardare a un domani in cui ci saranno dei giovani migliori, ci saranno delle persone più sensibili, più attente agli altri, più attente alle ragioni degli altri, più attente al dolore degli altri. E tutto questo si può fare in tanti modi. Lo può fare anche una musica, come appunto cantava poco fa Max Gazzè. Io vi voglio raccontare una storia per iniziare questa nuova stagione. È la storia di Alfredo Galluzzo, che avrà 15 anni per sempre. Alfredo è il figlio di Francesco e Angela, che sono due cari amici. Abbiamo studiato insieme all'università, lui se n'è andato l'anno scorso, e però Francesco e Angela non si sono dati per vinti. Hanno deciso di fare qualcosa per lui, per Alfredo, per continuare a parlare di Alfredo, per parlare con Alfredo. E così è nato i Taccuini Musicali di Alfredo. È una ETS, una volta si chiamavano Onlus. È un progetto molto interessante per la musica nelle scuole, ma soprattutto per la musica per un futuro migliore. E allora io ne ho parlato con l'amico Francesco giusto ieri e insomma state un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Sveva, a proposito, Simone è lì, un saluto anche a lui, al nostro apprendista stregone, e adesso Sveva, Simone, andate pure per favore, grazie. Allora, questa sesta stagione di Zoom stasera ha il primo faccia a faccia inaugurale con un amico che io ho il piacere di ritrovare. Abbiamo frequentato assieme la stessa università e la stessa facoltà tanto tempo fa. Pensate, quest'uomo mi ha visto magro e con i capelli, è un testimone oculare, ma al di là della battuta, lui è uno splendido professionista, oltre che un'ottima persona, è l'avvocato Francesco Galluzzo, e lo voglio ringraziare del suo tempo e della sua cordialità e della sua cortesia, amichevole cortesia come sempre, perché quest'anno questa trasmissione giunge alla sua sesta edizione e soprattutto io avevo il forte desiderio di voler
raccontare quest'anno anche delle storie che diano speranza. Viviamo un momento troppo cupo, troppo contorto, e io vorrei dare voce al bene che c'è là fuori, perché l'Italia c'è ancora là fuori ed è fatta di padri, di madri, di figli, di persone in gamba, persone che lasciano sempre una scia di luce nella loro vita e con la loro vita. Allora io voglio ringraziare Francesco Galluzzo, e lo ringrazio veramente di cuore, anche insieme a sua moglie, l'avvocato Angela Di Battista, perché questa sera mi danno il privilegio di poter parlare di loro figlio Alfredo. Alfredo è il figlio primogenito, l'altro è suo fratello Liborio, e Alfredo se n'è andato un anno fa, correggimi se sbaglio, Corretto. ad appena 15 anni. Alfredo era un ragazzo che amava profondamente la musica, poi in casa Galluzzo si è sempre pasteggiato, mo ci vuole a pane e musica da sempre, tutti i generi, c'è sempre stata una grande passione per Euterpe e dintorni, e in particolare papà e mamma e Liborio hanno deciso di coltivare questa scia di luce lasciata da Alfredo. E questo ha portato, ve lo voglio far vedere perché è stato lanciato da poco anche il sito, eccolo qua, ve lo condivido, qui lo potete vedere, ha portato alla nascita di questa ETS, si chiama ora, una volta erano le cosiddette onlus, taccuinimusicali.org, i taccuini musicali di Alfredo. Francesco, allora, che cos'è questa bella cosa che avete deciso di fare? Allora, E anzitutto benvenuti. lasciami insomma, ringraziare te per insomma, l'amicizia che sempre ci lega e anche per insomma, il desiderio di dare spazio a questa iniziativa che ricorda Alfredo. Allora, Alfredo, come dicevi bene, un po' come mamma e papà, era, io dico ancora, è un grande amante Certo che della musica. E diciamo, respirando tanto questa passione anche in casa, con il crescere aveva sviluppato questa passione per la critica musicale. E quindi il venerdì, che è il giorno deputato alle uscite discografiche, si metteva con le sue grandi cuffie e con i suoi taccuini, diceva lasciatemi tranquillo perché devo lavorare, così diceva, e recensiva appunto le nuove uscite. E quindi, vabbè, ovviamente noi abbiamo lasciato che questo desiderio prendesse corpo e l'anno scorso, insomma, nel momento anche dello scoramento per insomma, quello che è accaduto a lui e alla nostra famiglia, il non averlo più, almeno fisicamente, accanto, ci ha insomma, portato a sfogliare i suoi taccuini, e nei suoi taccuini, oltre che tante recensioni, abbiamo trovato un programma che lui aveva già stilato per gli anni a venire. In questo programma c'era proprio il suo desiderio di aiutare i giovani a diventare critici musicali. E quindi, appunto, parlavi di una scia di luce, Antonino, il voler continuare a stare con Alfredo ci ha portato, così, senza troppo pensarci su, ad avviare questa iniziativa. È un'iniziativa che portasse la critica musicale nelle scuole e che quindi aiutasse i giovani a cogliere, no, la ricchezza del nostro del cantautorato italiano, di quello più risalente come di quello più recente. Ed è nata così l'iniziativa dei taccuini musicali, appunto. Senti, ma che generi piacciono ad Alfredo? Alfredo è abbastanza trasversale, nel senso che ha ascoltato un po' come mamma e papà,
i grandi cantautori della tradizione italiana, quindi Dalla, anche più recenti, ma insomma, cito Dalla e Brunori fra i più recenti, ma aveva anche un gusto più legato alle produzioni più giovani, quindi anche cantautori meno noti a noi genitori, ma che abbiamo imparato a essere molto apprezzati anche nella critica, per esempio Tasso Prima, ma lo stesso Marrakesh che un anno fa ha vinto il premio Tenco, quindi appunto pur essendo un genere, no, che uno potrebbe istintivamente pensare meno vicino a quello del cantautorato, così non è. La critica, insomma, con l'evolversi anche della musica, dei linguaggi musicali, ha dato il giusto peso anche a queste produzioni, e Alfredo le seguiva con grande attenzione. Molte delle sue recensioni e dei suoi vinili erano appunto di appunto Marrakesh piuttosto che Tassoub. Tassoub era probabilmente forse quello che nelle nuovissime generazioni era il cantautore che lui più amava. Scusa, ho sentito una parola che mi ha fatto drizzare le orecchie e ha dato un piacevole brivido sulla schiena. Vinili? Vinili perché Genitore, per due punti, lo fortuna. stai facendo benissimo, direi. Vabbè, diciamo, anche lì ha visto che, insomma, ti racconto così Sì. diciamo, un aspetto familiare. Quando con il lockdown siamo rimasti costretti nelle case, che poi costretti per noi, per famiglia, è stato comunque un momento per ritrovarci, no? Per vivere una continuità che con il correre della vita milanese, ma comunque insomma la vita è milanese, ma la vita è complessa e insomma impegnativa ovunque, è stato anche un momento di ricchezza, no? E in quella fase abbiamo rispolverato un po' di vecchi vinili, ne abbiamo acquistati di nuovi, e da lì è ripartita anche la sua passione. No, è ripartita, per lui è stata una nuova passione, perché non conosceva quasi lo strumento come nuove generazioni, no? A cui se fai vedere un'audiocassetta o un vinile, talvolta Per ti carità. guardano un po'. E quindi anche lui, sì, anche lui acquistava i suoi vinili, e ovviamente insomma li conserviamo con tanta cura insieme ai suoi taccuini. C'è uno spazio nella sua camera che è evidentemente dedicata proprio a loro. Senti, io vedo qua sul vostro sito che Alfredo ha scritto una sorta di pianificazione, diciamo una sorta di le 100 cose da fare nella mia vita. E vedo qua dono anno 2052, ultimo libro, parlare del dono nella vita e dei doni di essa nonostante le difficoltà. Allora è proprio vero che con la cultura si mangia, perché quantomeno crescono le anime. Devo dire che poi bisogna avere anche la fortuna, no? Che il seme cada nella terra giusta, nel senso che appunto uno coltiva, vive con le sue passioni, con le sue attitudini, però devi poi avere la fortuna che noi abbiamo avuto, un privilegio di avere Alfredo, che è stato un figlio straordinario e che ha saputo cogliere, moltiplicare, forse con una maturità, lasciamelo dire, rara, che forse nasceva anche un po' dalla patologia cardiaca che aveva, dal percorso che ha fatto nei suoi 15 anni, ma appunto ci ha poi stupito spesso con questi, appunto con quel pezzo di taccuino che avete visto, con dei piccoli, delle poesie che scriveva, e che appunto rileggendo dopo ci hanno lasciato, perché ovviamente quando scriveva i suoi taccuini lasciavamo anche il suo spazio di autonomia, quindi almeno non andavamo a indagare o a leggere proprio perché fosse il suo spazio. È un'eredità che però ci ha lasciato, abbiamo aperto dopo e sfogliato dopo questi taccuini che ci hanno, insomma, spesso lasciato interdetti, ed è anche per questo che il nome dell'associazione parte proprio da lì, dai suoi taccuini, perché lì che ha raccolto la sua anima, la sua vita, il suo modo di vedere. Senti, scorrendo il sito si vede appunto il progetto e si vede questo comitato, insomma ci sono giornalisti importanti che scrivono su testate importanti. Voglio dire, come avete fatto a raggiungerli? Perché hanno scelto di aderire al vostro progetto?
Allora, anche questo è stato, diciamo, un motivo di stupore, no? Stupore e gratitudine, che è un po' quello che, nonostante quello che abbiamo vissuto, ci lega ad Alfredo. Ehm, è arrivato tutto in maniera abbastanza naturale, ma veloce, nel senso che proprio a Natale scorso, no? Era il primo Natale che passavamo senza Alfredo, e quindi nel buio più pesto, che insomma comunque insomma, rendeva un po' più complessi i nostri giorni, no? Per la sua mancanza, per il non sapere come sarebbe stato quel 25 dicembre senza di lui, però anche al contempo con la voglia di cercare un germoglio anche un tanto buio, no? Cercare un raggio di luce in tanto buio, abbiamo detto, ma insomma, questo desiderio lo aveva, proviamo a scrivere. E quindi abbiamo con molta semplicità iniziato a scrivere ad alcuni dei giornalisti che poi sono oggi nel comitato tecnico, raccontando la nostra storia, raccontando il desiderio di Alfredo, ed è arrivata una risposta assolutamente incredibile, entusiastica, ma di grandissima umanità, di grande accoglienza. E quindi da queste prime risposte abbiamo detto, ma vuoi vedere che Alfredo aveva anche in questo caso avuto la trovata giusta, l'idea giusta? Abbiamo appunto quindi un po' allargato, no? Il raggio di azione, e in tutti i casi abbiamo avuto appunto queste adesioni e queste risposte molto generose, che poi ci hanno portato a far nascere nello scorso marzo, proprio così, per festeggiare il compleanno di Alfredo, l'associazione, e con l'associazione questa iniziativa che appunto sta muovendo i primi passi proprio in questi giorni. Sul finire della scorsa primavera anche il Comune di Milano ha concesso il patrocinio all'iniziativa, e proprio nelle prossime settimane inizieranno i primi incontri, le prime lezioni a scuola. Appunto, poi se vorrete daremo qualche dettaglio su come Ecco, a maggior funzioneranno. ragione, infatti, cioè i taccuini come vogliono portare avanti il sogno di Alfredo? Come fanno a portare la musica nelle scuole? So che, se non sbaglio, c'è anche un premio, un progetto di questo genere. E poi È vedo che così, avete è il così. patrocinio del Comune di Milano. Sì, 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 il Comune di Milano, anche diciamo, l'assessorato alla cultura e all'istruzione, hanno insieme promosso, diciamo, ovviamente su nostra domanda, la concessione del patrocinio da parte del Comune di Milano, che dunque per questa prima edizione 2025-2026 è accanto all'associazione per entrare nelle scuole. Diciamo che l'iniziativa è un'iniziativa che ha appunto come obiettivo quello di avvicinare i giovani, no, al cantautorato, e quindi tanti bravi giornalisti di Milano, e non solo, comunque insomma anche molti non sono milanesi, ma ciononostante hanno deciso di accompagnarci, e quindi anche con qualche fatica fare su e giù e venire a Milano, perché quest'anno l'iniziativa parte dalle scuole milanesi, con l'auspicio, no, poi nelle prossime edizioni di allargare anche il raggio. Andremo nelle scuole con i giornalisti, quindi i giornalisti terranno degli incontri frontali nelle scuole che hanno aderito all'iniziativa, e insomma inizieranno i ragazzi insomma, spiegando, perché è quello che fanno loro per lavoro, cos'è il giornalismo musicale, cos'è la critica musicale, e aiutandoli anche a un ascolto un po' più consapevole. Quindi alcune saranno le lezioni pratiche, per cui si parte dal pezzo, si parte dal vinile, si inquadra la produzione, e si invitano i ragazzi ad ascoltare anche un po' oltre quello che è, no? Il significato che potrebbe sembrare più istintivo, più immediato, per scavare nella canzone, nel testo, e per coglierne magari aspetti meno ovvi, meno evidenti, ma insomma invece altrettanto importanti. Quindi appunto 8 licei hanno aderito, 8 scuole, non solo licei milanesi, hanno aderito all'iniziativa, quindi ci saranno 8 giornalisti, a ogni giornalista viene affidata una scuola, in modo che appunto ci sia anche continuità nelle 4 lezioni, e appunto verranno iniziati alla musica, al cantautorato.
Accanto appunto poi a questa fase di formazione frontale, tutti i giornalisti, ma l'auspicio, anzi anche qualche artista ha iniziato a mandarci le sue playlist, invieranno all'associazione delle video playlist in cui vengono invitati sostanzialmente a scegliere per ogni decennio dagli anni 60 in poi un pezzo che rappresenti il tema dell'anno. Il tema dell'anno per questa prima edizione è la musica e gli ultimi, era un tema molto caro ad Alfredo, quello degli ultimi. Quindi diciamo ciascuno proporrà una video playlist in cui sceglie il brano viene un po' inquadrato nell'album di produzione, nell'anno, si racconta un po' brevemente qual è l'artista o la band che ha cantato questa canzone, e poi si dà un po' qualche informazione sul perché quel brano rappresenta gli ultimi nella prospettiva del giornalista. Quindi queste video playlist verranno poi caricate sui canali dell'associazione in modo che gli studenti possano apprezzare non soltanto la prospettiva del giornalista che fa la lezione frontale, ma ascoltare quante più chicche, no? Quante più canzoni, perché sono già tanti giornalisti che hanno inviato le loro playlist e che lentamente caricheremo sul sito. Questo proprio per dare un'opportunità di conoscenza, no? La più ampia possibile agli studenti. Al netto di questa prima fase, che noi chiamiamo la fase formativa, c'è poi un secondo momento che è la fase creativa. I ragazzi vengono cioè invitati a scrivere, come faceva Alfredo, un pezzo di critica musicale o comunque un pezzo sulla musica. Quindi verranno date loro 6 settimane circa per scrivere o in singoli o anche in gruppo il loro pezzo di critica musicale, ma può essere anche un pezzo di insomma, scrittura creativa, magari dei personaggi di 2 delle canzoni che sono stati trattati nelle playlist caricate sul sito, si incontrano, si scontrano, dialogano, proprio perché l'obiettivo è quello di far entrare poi il più possibile gli studenti nel testo, no? Per calarsi, per interpretare, per vivere la musica in maniera proprio piena. I lavori verranno poi inviati e sottoposti a una sottocommissione di giornalisti che si sono resi disponibili nell'ambito del comitato tecnico e verranno scelti 2 o 3 lavori più interessanti che saranno poi premiati nell'ambito della serata finale. Serata finale che appunto stiamo ancora valutando bene la data, ma sarà certamente a marzo perché era il compleanno di Alfredo e quindi noi vorremmo che questo momento finale sia comunque sempre una festa per Alfredo e con Alfredo, nonostante tutto. E nell'ambito della serata finale sarà un momento di restituzione collettiva, perché a quel punto gli studenti che hanno percorso la fase formativa, ciascuno nella sua scuola, invece convergeranno verso un grande teatro milanese, tutto il comitato tecnico sarà presente, saranno presenti alcuni artisti, quindi ci saranno delle performance degli artisti e anche la possibilità per gli studenti di fare i giornalisti, quindi di intervistarli, di dialogare con loro. E appunto durante la serata finale verranno poi premiati i lavori più interessanti. Poi il premio insomma è un contributo che verrà dato alla scuola di provenienza affinché possano essere acquistati strumenti musicali, abbonamenti a riviste musicali, insomma comunque cose che abbiano ovviamente a che fare con la musica, e poi soprattutto verranno distribuiti i taccuini di Alfredo. Quindi l'auspicio è che poi ciascuno dei ragazzi possa portare a casa con sé questa passione e possa continuare a scrivere e ascoltare di musica. Francesco, 18 anni fa io ero in una redazione di un giornale, arrivò la notizia della morte di Luciano Pavarotti e il suo sito internet, io ricordo, venne praticamente ridotto a una unica immagine di Pavarotti sorridente in bianco e nero, e c'era questa frase che sono andato a ritrovare perché io me la ricordavo ma volevo essere sicuro della citazione. Penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza ed è a ciò che io ho consacrato la mia vita. Alfredo magari non lo sapeva, però credo che abbia fatto lo stesso. Allora la domanda che io ti pongo è questa: molto spesso si parla dei nostri adolescenti come delle figure lontane, incomprensibili a volte per noi genitori. A volte questi figli possono diventare dei veri e propri mostri, perché il caso del povero Paolo che si è suicidato
in provincia di Latina qualche giorno fa. Lui era un musicista, era bullizzato, lo chiamavano Nino D'Angelo, lo prendevano in giro semplicemente perché alla loro volgarità opponeva la sua ricerca di bellezza. Allora ti chiedo, tutto questo può aiutarci a farli diventare degli adulti migliori? Consacrare le loro vite alla musica, mostrare loro la grande bellezza, può servire, può fare possiamo cambiare qualcosa? È una domanda complessa. L'auspicio che si possa cambiare qualcosa c'è evidentemente e penso, sì, concordo con te, certamente la musica ha questa capacità di, l'espressione è un po' brutta, di rieducare, che non è di educare, ma di accompagnare, a saper leggere, a saper andare oltre, no, la superficie e approfondire. È anche un po' questo, no, lo scopo dell'iniziativa. E appunto, come tu dicevi giustamente, la musica è bellezza e non soltanto è bellezza, è anche nobiltà Sì. d'animo, perché la risposta di cui parlavamo prima, la risposta immediata, no, di questi giornalisti appassionati di musica che ci ha stupito, però poi a rifletterci bene ci siamo detti, ma forse non è così strano. Cioè una persona che ha deciso di fare della sua vita la lettura, l'ascolto della musica, la condivisione, è una persona che ha certamente una sensibilità particolarmente sviluppata, no? E quindi concentrare l'attenzione, puntare l'attenzione dei giovani su questo su questo aspetto, ecco, forse appunto la pretesa di migliorarli è forse troppo alta, ma certamente è un piccolo seme che magari appunto accompagnato proprio all'esperienza, al vivere, no, può portare magari qualche buon risultato. Alcune scuole hanno per esempio pensato di inserire questo percorso nell'ambito dell'educazione civica. Perché? Perché la storia della canzone popolare è la storia del nostro costume, è la nostra storia. Quindi, e soprattutto i temi, no? In questo caso noi abbiamo deciso di, appunto, seguendo un po' il gusto di Alfredo, il tema dell'anno è quello della musica e gli ultimi, e appunto tante suggestioni che ci stanno arrivando, appunto, declinano questi ultimi in modi assolutamente a volte ovvi, passatemi l'espressione ovvia che non lo è mai, a volte anche spiazzanti, ma sempre molto belli, perché appunto è un'occasione di riflessione, quindi tutte le occasioni di riflessione davanti a un mondo fatto tanto di immagini, di immagini che passano velocemente e con poca valutazione, con poca introspezione, insomma, speriamo possa essere, no, un aiuto anche a chi vorrà partecipare. Senti, prima di questo nostro colloquio io ho mandato in onda Una musica può fare di Max Gazzè. Allora lo chiedo a te, perché lui nel video lo dice al comandante dell'aereo, dice lei non sa quello che una musica può fare. Allora lo chiedo a te, che può fare una musica? Può fare tanto, come tutte le cose, come l'arte, come la filosofia, potrebbe far tanto e potrebbe far nulla. Però nella nostra prospettiva fa tanto. Per esempio, nel nostro caso ci ha salvato anche. Dopo diciamo, con il dolore anche, no, che abbiamo vissuto per la perdita di Alfredo, la musica è stata veramente una carezza nei momenti è stata. Non è neanche corretto parlare al passato, insomma, in questo momento sto parlando con l'amico Antonino, quindi è molto intimo quello che sto dicendo, però parlo al presente. Non solo è stata, è ancora carezza, perché è un modo per continuare a stare con Alfredo nonostante le distanze fisiche. Qui la musica può fare tantissimo nella vita delle persone. La musica è seme e quindi può portare grandi frutti se è coltivata nel modo corretto. Senti, allora io mi avvio alla conclusione e ti ringrazio per il tuo tempo. Andrea Grazie a te. Bocelli in Io vivo per lei a un certo punto dice attraverso un pianoforte la morte è lontana.
E Tomasi di Lampedusa, nel Gattopardo, nella scena del ballo, a un certo punto, anzi no, nella parte finale del romanzo, fa un'osservazione di questo genere, che ai nostri defunti, a chi io preferisco pensare che abbiano cambiato residenza, allora è concesso ogni tanto attraversare questa esile intercapedine tra noi e loro attraverso un ricordo, attraverso delle parole, e in qualche modo ci parlano. Ma attraverso un pianoforte quanto parli con Alfredo? Quanto parlate con Alfredo? Noi continuiamo a parlare appunto quotidianamente attraverso la musica e attraverso tanti gesti, tanti segni che ha, non so quanto inconsapevolmente o meno, lasciato nella sua vita. Non a caso abbiamo deciso anche qui ti racconto una cosa molto intima, però credo che sia bello condividerlo. Alfredo adesso riposa al cimitero monumentale a Milano, in uno spazio in cui spesso d'estate il comune organizza dei concerti. Ah, che bello. Perché? Perché la musica è veramente un modo per essere ancora in contatto, e quindi nonostante tutto è un grande dono, è una grande fortuna averla con noi e aver avuto questo tratto in comune che ci tiene ancora così uniti. Ed è una cosa che onora anche noi per poterla raccontare e poterla offrire ai nostri ascoltatori. Senti, chiudo con la domanda del bravo intervistatore. Io non lo sono, ma Gianni Minà diceva che l'intervista si chiude sempre con questa domanda: che cosa farete domani? In questo caso tu, Angela, i taccuini musicali di Borio. Che cosa faremo Alfredo. domani? È Alfredo, è Alfredo. Che cosa in prima farà fila. domani Alfredo, che è la cosa più importante? Che cosa farà domani Alfredo? Allora, dipende da cosa si intende per domani. Il domani immediato, quindi il 23 di settembre, scusate, Alfredo lavorerà a organizzare queste lezioni che stanno partendo. Quindi c'è un domani immediato che è organizzativo, perché questa iniziativa proprio in questi giorni sta muovendo i primi passi. E poi l'auspicio, la speranza è quello di allargare il più possibile, di raggiungere quanti più studenti possibili. Quindi appunto quest'anno è partita su Milano, ma su Roma alcune realtà molto, molto belle, molto ricche culturalmente hanno già detto che se potessimo e volessimo arrivare fin lì ci accoglierebbero evidentemente dalla prossima edizione. Quindi domani proveremo a far crescere il più possibile questa iniziativa per Alfredo e per i giovani. Allora, in bocca al lupo, avanti, viva Alfredo, viva sempre. E com'è in Cats il musical Memories, Another Day has just begun, un altro giorno è cominciato. Che sia speranza. Grazie e che Dio vi benedica. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao Antonino. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso sta a sentire, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera,
altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo contro vento, io e te, che siamo in movimento, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Oh! Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e te, che abbiamo fatto pugni, io e te, fino a volerci bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente, io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io Di nuovo a te la linea, Antonino. Sveva alle 19, 9 minuti e 29 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Grazie a Francesco Galluzzo per la sua bellissima storia, grazie soprattutto ai taccuini musicali di Alfredo, a cui auguriamo ovviamente il miglior successo, e ringrazio anche Mary che ha mandato adesso questa zappa al 340-670-9659. Bravissimo Antonino, no, bravissimo Francesco, con Angela e con Liborio. Parliamo del buono e del bello che c'è, anche se fa fatica a farsi vedere, come è vero, sorella. Un abbraccio Mary, grazie, un abbraccio anche a te. Va bene, allora, va bene, insomma, diciamo che le ultime notizie ci riportano a una realtà purtroppo non molto piacevole. Ciro Grillo e i 3 amici condannati per stupro di gruppo, questa è la notizia di apertura dell'ANSA battuta pochi minuti fa. Ciro Grillo è, lo sapete, è il figlio di Beppe Grillo, in particolare, ecco cosa scrive l'ANSA: si chiude con la condanna di tutti e 4 gli imputati. Il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di 2 giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e 17 luglio 2019 a Portocervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di Camera di Consiglio, ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore 5 Stelle, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei 4 era in aula, assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo-norvegese all'epoca 19enne. Il collegio ha riconosciuto ai 4 le attenuanti generiche e deciso una provvisionale di 10.000 euro da liquidare alle parti civili per Ciro Grillo, Lauria e Capitta, di 5.000 euro invece per Corsiglia. Quest'ultimo è stato condannato per stupro di gruppo, ma assolto dall'accusa di aver molestato l'amica della studentessa italo-norvegese prendendo e diffondendo le foto a sfondo sessuale scattate mentre la ragazza dormiva sul divano nella villetta della famiglia Grillo. In sede civile verranno poi stabiliti i risarcimenti alle parti lese. Il PM aveva chiesto 9 anni per tutti gli imputati. Abbiamo una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Raffaella, profondo.
Ciao Raffaella, bentornata. Grazie. Secondo te Papa Leone cosa Non ho capito Raffaella, porta pazienza, no, non lo so. Papa Leone cosa pensa secondo te? Non lo so perché ti giuro, non ho capito cosa hai detto, quindi non c'è nessuno lì con te che può spiegarmelo un attimo. Ah, il genocidio armeno stai dicendo? Esatto. Il genocidio armeno è quella cosa che fa venire i nervi ai turchi quando gli armeni dicono che è stato un genocidio. Papa Leone. Papa Leone. Ah, ho capito. Aspetta un attimo. Papa Leone sul genocidio armeno vuoi dire? Sì, perfetto. Faccio capire. Ecco. Ma il discorso è che allora io qui dunque, allora qua siamo a ti do questa notizia, ecco qua, andiamo su IWTN Italia, il patriarca armeno invita Leone XIV a visitare l'Armenia, perché sapete che c'è stato questo incontro il 17 di settembre a Castel Gandolfo e in particolare, anzi il 16 di settembre, in particolare il Papa ha ricevuto Sua Santità Kariekin II, patriarca della Chiesa Apostolica Armena. Nel corso del colloquio l'arcivescovo Khajag Barsamian, rappresentante della Chiesa armena presso la Santa Sede, ha riferito che i due leader religiosi hanno discusso la necessità di una pace fondata sulla giustizia e in questo contesto il Papa è stato invitato dal patriarca Kariekin II a visitare l'Armenia. L'Armenia, tra l'altro, è chiaro che nel momento in cui il Papa dice qualcosa, vedete, la visita ha anche una forte valenza storica e culturale, perché gli armeni di tutto il mondo mantengono una profonda devozione verso la loro chiesa, anche a causa del genocidio del 1915, durante il quale si stima che circa 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano. Papa Francesco aveva definito nel 15 quel massacro come il primo genocidio del XX secolo, suscitando una risposta diplomatica da parte della Turchia. Peraltro è vero, è stato il primo genocidio del XX secolo, quando gli armeni sono stati mandati a marciare a morire nel deserto senza acqua sotto il sole, purché venissero radicalmente eliminati. Quindi il Papa andrà a visitare chiaramente l'Armenia, non lo so, forse potrebbe farlo, e naturalmente potremmo ascoltare delle parole e delle prese di posizione molto chiare da parte del pontefice in tale materia. Poi, se la Turchia si dovesse risentire, pazienza, insomma. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Tonino carissimo, bentornato. Oh, Vittorio, ciao. Ma dove sei stato? Nelle Bahamas? Dove sei stato? No, sono stato allora, qui. Intanto mi fai fare il servizio come se fossi in servizio, 8 ore ad ascoltare Radio Pontire a te tutta la giornata. Ho saputo pure che ti faceva un tipo Mengherlino nella voce, invece sei un 3X, una bella LT. Beh, qualche altra X e una bella L, sì. la maglietta ce l'hai. Ti aspetta a Palermo, ricordatelo, va bene? Ah, io comunque ti ringrazio io ti sto dell'invito. accarezzando perché 200 euro ce l'hai sempre per mettere nel rubinetto. Grazie. Va bene? Potrebbe esserci una corsa d'urgenza a Palermo prossimamente. Se succede poi ti faccio sapere, va bene? Oi, siete spariti tutti? Sveva. Ah. Sì. Ah, ecco. No, è sparito Vittorio allora, va bene. È andata via la linea. È andata.
Come? Lo richiamo? Se lo vuoi richiamare, se no io direi, visto che sono già le 19 e 17 minuti, Vittorio, guarda, fai così. Richiama domani perché io adesso devo dare ancora un paio di notizie e poi passiamo al secondo faccia a faccia di questa sera. Allora, la BBC in questo momento, o meglio, da quando abbiamo cominciato la trasmissione, sta raccontando la riunione che è in corso al Palazzo di Vetro all'ONU e in particolare quest'oggi, appunto, sapete che come si dice, sia che anche la Francia annuncerà il riconoscimento dello Stato palestinese unendosi al Regno Unito. Quindi diamo un breve riassunto. I colloqui sono in corso a New York, dove i leader mondiali si stanno riunendo poco prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Francia utilizzerà più tardi un incontro sul tema della soluzione a due popoli e due stati per unirsi al Regno Unito, Canada e Australia nel riconoscimento formale di uno Stato palestinese. Un gruppo di altre nazioni europee si ritiene che seguiranno a breve la scelta francese, anche se la Germania, l'Italia e gli Stati Uniti d'America hanno detto che non lo faranno. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, riferisce ancora la BBC, dice che tale riconoscimento dà un ampio premio al terrorismo e che uno Stato palestinese non ci sarà. Il Regno Unito dice di aver avvisato Israele di non annettere parti del West Bank, cioè la Cisgiordania, come vendetta per il riconoscimento dello Stato palestinese. A Gaza il Ministero della Salute guidato da Hamas dice che gli attacchi israeliani hanno ucciso 61 persone nell'ultimo giorno, portando la quantità di morti nel territorio dal 7 di ottobre 2023 a 65.344. L'esercito israeliano ha lanciato una campagna a Gaza in risposta all'attacco di Hamas sulla parte meridionale di Israele nell'ottobre 2023, attacco nel quale circa 1.200 persone sono morte e 251 sono state prese in ostaggio. Vi ricordiamo che ce ne sono ancora 48 tra vivi e morti nei tunnel di Hamas e non sono stati ancora liberati. Tra l'altro, in notizia battuta alle 18:55, Israele annuncia che non permetterà alla flottiglia, alla Sumud flottiglia, di attraccare in quel di Gaza e ha accusato tra l'altro la Global Sumud flottiglia di essere guidata e gestita da Hamas e concepita per fare un favore ad Hamas. Se il desiderio sincero dei partecipanti alla flottiglia è di consegnare degli aiuti umanitari anziché fare un favore ad Hamas, Israele allora chiede che le imbarcazioni attracchino al porto di Ashkelon e scarichino tutti gli aiuti lì. E da lì poi verranno trasferite, questi aiuti verranno trasferiti prontamente in maniera coordinata nella striscia di Gaza. Questo è quello che dichiara il Ministero degli Esteri di Gerusalemme. Ancora però la Global Sumud Flottiglia dice di essere una coalizione di persone comuni, organizzatori, operatori umanitari, dottori, artisti, sacerdoti, giuristi e marinai, e gli organizzatori della flottiglia hanno anche detto che lo scopo della loro missione è quella di rompere ciò che loro chiamano assedio illegale di Israele su Gaza e dicono che al momento ci sono 51 imbarcazioni della GHF, la Gaza Help Foundation, sapete questa realtà privata che porta gli aiuti a Gaza, i quali stanno facendo rotta su Gaza. Il mese scorso un organismo delle Nazioni Unite ha certificato che c'è la carestia a Gaza e il capo degli aiuti umanitari dell'ONU ha dichiarato che era il risultato diretto dell'ostruzione sistematica di Israele degli aiuti in ingresso a Gaza. Tale report è stato definito come una incredibile bugia da parte di Israele, il quale ha negato che vi sia la carestia nel territorio. A giugno le forze israeliane avevano abbordato una barca che stava portando degli aiuti umanitari a Gaza e aveva incarcerato 12 attivisti che erano a bordo, inclusa Greta Thunberg. Quindi Israele è molto chiaro: se state portando aiuti a Gaza, benissimo, sbarcate ad Ashkelon che poi glieli consegniamo noi.
Flottiglia guidata da Hamas, questo è pur vero, lo ha scritto sia Il Tempo che, se non sbaglio, La Verità, per cui non vi stiamo raccontando, diciamo così, delle bugie. Qui c'è qualcuno che si lamenta sulla condanna a Ciro Grillo, dice che, o meglio, a lui e agli altri ragazzi finiti nel processo, 8 anni sono pochi. Questa è la giustizia che è stata data, appunto, le sentenze si rispettano. Comunque c'è stato un pronunciamento da parte del tribunale che ha fatto il suo mestiere, punto. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Sono le 19:22, 52 minuti. Adesso io suggerirei di passare al secondo faccia a faccia. Il secondo faccia a faccia è il ritorno dell'amico Fabrizio Protti, presidente Sportella Amianto Nazionale, il quale fa un po' il punto della situazione, perché lo sportello serve qualcosa come 4.500 comuni in questo paese e vi ricordo, stiamo parlando di 5.000 italiani che nel silenzio muoiono ogni anno per effetto dell'amianto che è stato utilizzato, mescolato col cemento, perché sembrava il materiale del futuro, sembrava dotato di chissà quante belle qualità e invece col tempo si degrada e crea, purtroppo porta un sacco di tumori. C'è da fare molto per decoibentare, per ripulire, per togliere l'amianto. Sapete che per esempio anche lo stesso leggendario palazzo di Viale Mazzini nella Rai è in corso di bonifica, perché fu costruito nel 66 e nel 1966 lo hanno farcito di amianto, perché a quel tempo era ritenuto appunto il materiale del futuro. Ci sono dei problemi però che lo sportello sta affrontando, ma ci sono anche delle azioni, delle attività per informare, per creare conoscenza sull'argomento. E allora state a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Sveva. E allora io ho il piacere di ritrovare questa sera Fabrizio Protti, il presidente dello Sportello Nazionale Amianto, e lo voglio ringraziare come sempre del suo tempo, anche perché la sua è una testimonianza preziosa contro un killer silenzioso che uccide ogni anno migliaia di italiani. E peraltro, come ci siamo detti nel nostro ultimo colloquio qui a Zoom, siamo ben lontani ancora dal picco, è un problema che ci porteremo avanti per tutto questo secolo almeno. E allora Fabrizio, so che ci sono state delle grosse novità, che cosa è successo in questi giorni? Bentornato. Grazie Antonino, buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Le novità sono tante da parte dello Sportello Amianto Nazionale e delle attività che noi svolgiamo quotidianamente, anche con l'aiuto, tu sai, delle istituzioni centrali e periferiche. In questi giorni, proprio venerdì scorso, si è concluso il Remtech Expo, che è, diciamo, la più specifica fiera internazionale che si tiene in Italia per l'industria. Quest'anno con la madrina dell'evento, che è la dottoressa Silvia Paparella, amministratore delegato di Remtech Expo, avevamo firmato un protocollo per una mia idea sempre abbastanza ambiziosa, che era quella di creare l'alter ego di alcune expo che ci sono in giro per l'Europa e per il mondo dedicate solamente all'amianto. E quindi abbiamo creato un evento nell'evento che si è chiamato Casa Sportello Amianto, con espositori di imprese della bonifica, imprese che producono equipaggiamenti di protezione individuale e collettiva, imprese e professionisti dell'ambito amianto. All'interno di questo padiglione abbiamo tenuto un'area convegnistica specifica con 2 eventi di punta. Uno è stato il primo convegno nazionale sull'inertizzazione dell'amianto, cioè su quei metodi che vanno a modificare la struttura molecolare della fibra di amianto, di crisotilo e degli altri anfiboli
che costituiscono lo spettro mortale, rendendoli innocui. Hanno partecipato a questo convegno l'ANVUR, che è l'ente di controllo universitario, il Ministero dell'Ambiente con i saluti introduttivi del vice ministro Vagnagava e la relazione tecnica dell'ingegner Proietti, che è il direttore del settore bonifiche del Ministero, e moltissime università italiane. E a fondo di questo convegno, a valle di questo convegno, è stato istituito un tavolo tra le parti che coinvolgerà Sportello Amianto Nazionale come driver, il MASE su espressa volontà del vice ministro Vagnagava, che tiene moltissimo alla risoluzione di questi problemi, l'INAIL e l'ANVUR e le università italiane, appunto per studiare regole coerenti e corrette per poter aprire stabilimenti di inertizzazione in Italia. Il secondo convegno, altrettanto importante, è stato un convegno coorganizzato Sportello Amianto Nazionale e UNI, ente italiano di normazione, di cui noi siamo partner e promotori di tutta la normazione che UNI attua e analizza e redige in ambito amianto, per spiegare le prassi che abbiamo consolidato negli scorsi anni, dal 2023 a oggi, e le norme, più specificatamente la 152.1.2, che sarebbero le norme sulle qualifiche minime per esercitare la professione di responsabile rischio amianto, e l'universalizzazione del protocollo di indice di stato di degrado, per cui sempre insieme ad alcuni ministeri stiamo lavorando per cercare che possa essere recepita immediatamente come legge, la norma sui censimenti ed alcune nuove norme ed alcuni nuovi progetti, tra cui l'alta scuola di formazione, l'Accademia Nazionale per l'Amianto, gestita da UNI e Sportello Amianto ed erogata su piattaforma Unitrain, che formerà professionisti sia del pubblico che del privato. Questi i due eventi che in qualche modo hanno caratterizzato l'ultima parte del lavoro dello Sportello Amianto di questi giorni. Ecco, il fatto che sia necessaria una Accademia Nazionale mi lascia intendere che c'è molta improvvisazione, c'è molta anche impreparazione. Questo come riverbera soprattutto sull'attività degli enti locali? Hai centrato il problema. Di fatto le prassi di riferimento di cui lo Sportello Amianto Nazionale si è fatto promotore in sede dell'ente di normazione, e che abbiamo con dei tavoli di esperti trasversali che vengono dai ministeri, dall'INAIL, dall'INPS, dall'ARPA, dalle ASL, strutturato, è perché le leggi dello Stato, soprattutto su alcune figure come il responsabile rischio amianto, che attenzione, già dall'etimologia del nome fa pensare a qualcuno che debba avere una preparazione solida, concreta e competente per poter affrontare la gestione del rischio che coinvolge lavoratori, cittadini e chi si interfacci con l'amianto. Diciamo che è normata nella legge, cioè ad esempio il decreto ministeriale 6994, legge oramai vecchiotta, parla di questa figura e dice è obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati che all'interno delle loro strutture abbiano la presenza di cemento amianto, e deve attuare politiche necessarie per la tutela e la salvaguardia dei lavoratori. Banalmente, nel tuo ufficio o nel mio ufficio ci fosse nello stabile la presenza di amianto, il datore di lavoro è tenuto a istituire questa figura professionale. Se non lo fa, evidentemente passa dei guai di natura civile e di natura penale. Ebbene, soprattutto nelle strutture pubbliche, e ricordiamoci che poco tempo fa è uscito ad esempio un rapporto, ma è un esempio su migliaia che potremmo fare, di ancora 2500 scuole contenenti manufatti contenenti amianto, quindi che pongono
a rischio, se non adeguatamente monitorate, la salute del nostro futuro, delle nuove generazioni, dei bambini. Ebbene, capita spesso che gli enti pubblici non sappiano nemmeno che devono avere questa figura e magari sono pieni di amianto, e credimi che noi, essendo in 4.500 comuni, abbiamo la contezza di questo, e capita, causa della mancata definizione dei criteri professionali, che il responsabile a rischio amianto lo possa fare la qualunque, cioè tu prendi me o prendi te, che non abbiamo magari competenze specifiche, e scriviamo su un verbale dell'ente comunale che il responsabile a rischio amianto è Fabrizio Protti, che non capisce nulla in materia. Questo è permesso dalla legge, quindi noi abbiamo voluto, con la prassi di riferimento e con l'accademia, dire: ragazzi, non sbagliamoci più. Stiamo parlando di una cosa che ammazza ancora 5.000 persone all'anno in Italia e che costa 3 miliardi alla sanità pubblica per accompagnare le persone alla morte. È ora di recepire le normative europee, che saremo obbligati a fare entro la fine dell'anno, ed è ora di certificare i professionisti in ambito. Ecco, a proposito di Europa, cosa si muove a livello europeo per lo sportellamianto? L'Europa in questo momento è complementare alla battaglia sull'amianto, perché l'anno scorso, appunto, l'Europa ha varato una nuova direttiva che in qualche modo riposizionerà l'attenzione e il controllo, soprattutto negli ambienti di lavoro, per quanto riguarda la gestione del rischio, tanto che questa direttiva è stata promulgata dal Parlamento europeo dopo una call to action che ha coinvolto tutti i ministeri del lavoro di tutti gli Stati membri. Quindi, ragazzi cari, c'è da porre attenzione al problema, i lavoratori sono il problema, e attenzione, è un problema che non è finito con la chiusura delle fabbriche dell'amianto nel 1992, ma è destinato a continuare, perché pensiamo soltanto al nostro continente, che appunto a vari scaglioni ha bandito l'amianto anche fino al 2017, la Romania è stato l'ultimo paese, e che quindi ha un patrimonio edilizio enorme contenente amianto, e tutti i lavoratori che si saranno applicati e che si applicheranno per il Green Deal, per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, per ciò che l'Europa vuole nelle ristrutturazioni, sono a rischio contatto e devono saper gestire quel rischio. E immaginiamoci poi i nostri vicini di casa, ahimè in questo momento impegnati in guerre anche non giuste, come l'Ucraina, che si è vista invasa dalla Russia e che ha bandito l'amianto a gennaio del 2022, quando a febbraio è iniziata la guerra. Quindi immaginiamoci tutte le macerie per cui le nostre lavoratori italiani, che faranno parte della ristrutturazione del continente europeo e della ricostruzione, dovranno essere adeguatamente formati. Questo voleva dire l'Europa. Per quanto riguarda l'Italia, c'è una marcia in più che è data dai parlamentari italiani, che in questo momento sono attenti, e una vicinanza allo sportello amianto dell'onorevole Anna Maria Cisint, che per motivi non solo di skills, diciamo così, operative e politiche, perché essendo stata sindaco di Monfalcone, e Monfalcone essendo una città che è stata devastata dall'utilizzo di amianto, conosce molto bene il problema, ma anche perché purtroppo gli è mancato il papà per mesotelioma pleurico, quindi ha una sensibilità importante al tema, sta aiutando veramente lo sportello amianto nazionale a diventare player in Europa tra gli stakeholder e tra i consulenti, per poter agire a livello legislativo anche in sede europea. Senti, ma qualche tempo fa avevamo parlato di un problema dello sportello, non proprio problema dello sportello, diciamo di una certa insensibilità del Comune di Roma verso vostre alcune richieste. Ce le puoi ricordare? Come è andata a finire? Allora sì, ricordo brevemente il Comune di Roma, che ha attivato lo sportello amianto nazionale
qualche anno fa non ha mai provveduto, ma proprio mai si è assolutamente dimenticato del fatto che doveva sostenerci con dei contributi economici. Se noi andassimo a vedere i contenziosi cumulati sarebbero addirittura superiori agli 800.000 euro, se non ricordo male, e noi abbiamo tenuto finché abbiamo potuto. Poi capisci bene che essendo in 4.500 comuni italiani e avendo risorse limitate, o i comuni ci sostengono, se no noi non possiamo mantenere operatori per servire i loro cittadini senza appunto un sostegno. Roma se l'è dimenticato, l'assessore Alfonsi è stata sollecitata più volte, che è l'assessore all'ambiente, che oltretutto è stata una delle prime firmatarie ai tempi dell'amministrazione Raggi per promuovere l'apertura dello sportello amianto, ma si sa, cambiando l'amministrazione, adesso essendo lei attore principale si è dimenticata degli atti che ha firmato, e siamo al palo, cioè di fatto noi abbiamo chiesto: ragazzi, dimentichiamoci del vecchio, pensiamo per il futuro, i cittadini ci chiamano, non riusciamo a servirli, li rimandiamo al Comune di Roma, il Comune di Roma non risponde, si nasconde, per cui state dando un disservizio che è fuori dalla legge. Riattiviamo lo sportello amianto, non volete darci dei soldi, dateci una sede. Ebbene, proprio oggi io vado a firmare un contratto per una nuova sede che come sportello amianto ci siamo presi da soli su Roma, e quindi il comune è proprio non pervenuto. So che l'ex sindaco Virginia Raggi sta presentando in consiglio comunale un'istanza per capire perché questo comportamento, che però il Comune di Roma, sai che ovviamente come consiglieri comunali di opposizione devono chiedere la calendarizzazione alla capogruppo, è più volte che rimanda, quindi credo che non ci sia nessuna volontà di discutere questo problema. Ma ti dirò di più, non è solo Roma. Notizia di qualche ora fa: lo sportello amianto nazionale ha sempre collaborato con il comune di Trezzano sul Naviglio. Ti faccio un esempio perché era sulla mia scrivania stamattina. È dal 2017 che i cittadini di Trezzano sul Naviglio godono dell'informazione per la gestione del rischio dello sportello. Nel 2018-2019 addirittura abbiamo consigliato al Comune di Trezzano sul Naviglio come fare la mappatura, il Comune ha fatto la mappatura, abbiamo tenuto il catasto amianto, costruito e tenuto il catasto amianto per qualche anno con un aumento delle bonifiche del 30%, aiutando la salute pubblica e giovando sulle tasche dei cittadini che hanno risparmiato dei soldi ottenendo contributi e altro. Ebbene, con l'arrivo della nuova amministrazione già i servizi di catasto amianto erano stati sospesi, non si sa perché il motivo. Il Comune di Trezzano sul Naviglio è moroso di 2 anni, abbiamo solo sommessamente fatto notare che non ci sta versando i contributi. Oggi un certo funzionario, ingegner Tosi, che noi non abbiamo mai conosciuto, dopo avvicendamenti di 4-5 funzionari nell'arco ma nemmeno di un anno, di una stagione, ha disdetto il servizio di sportello amianto. Quindi i comuni evidentemente, che sono liberissimi di aderire allo sportello amianto, teniamo conto che da qualche mese noi siamo associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, con decreto ministeriale firmato dal ministro, quindi non siamo più l'associazione di paese, ma siamo un ente paritetico che lavora con lo Stato. Ebbene, non sono obbligati a lavorare con noi, l'importante è che lavorino, i sentori però non sono questi. Andiamo molto male, mi sembra, ma non riesco a capire perché non ci sia questa cultura della sicurezza o, per usare una parola inglese, awareness, la presa di coscienza del fatto che con l'amianto non si scherza e che non stiamo parlando di giocare. Cioè, io sto parlando con un signore che rappresenta 5.000 vite di altrettanti italiani che ogni anno muoiono per questo motivo. Voglio dire, la morte è una cosa seria, perché non c'è una risposta seria? Me lo spieghi? Perché ti faccio un esempio che probabilmente potrà essere comprensibile, ma non vorrei
cadere o scadere sulla psicologia. Quando io e te eravamo piccoli e andavamo a rubare la marmellata nell'armadio, se la mamma non ci beccava, noi eravamo tutti contenti, il problema non era il nostro. A nostra volta, se noi sapevamo che nostro fratello rubava la marmellata nell'armadio, diciamo che non era un nostro problema, non lo riferivamo alla mamma per non passare dei guai con nostro fratello. Ma perché? Perché c'era appunto il fatto che l'effetto di questa nostra mancanza fosse differito, no? Quindi che non è colpa nostra, non sarà colpa nostra. Ebbene, l'amministratore pubblico, che io attenzione, ne rappresento 4.500 e posso dire che esistono 4.500 amministrazioni virtuose con sindaci di responsabilità, e probabilmente ne esisteranno anche altre che sono però prese in altri problemi, non hanno mai voluto affrontare questo problema, ma tanti amministratori pubblici sono più proiettati a ciò che può avere un effetto immediato, perché ha una ricaduta politica su di loro, e questa secondo me è una cosa gravissima, perché l'amministratore pubblico deve fare l'amministratore, deve amministrare la cosa pubblica, e nell'amministrazione della cosa pubblica, soprattutto in capo al sindaco, c'è la tutela della salute. Però, siccome appunto di amianto si muore a distanza di anni, e quelli che moriranno oggi o domani sono quelli che si sono ammalati 20 anni fa, e quindi non è colpa di questo sindaco. Tra 20 anni sai che colpa avrà questo sindaco? Niente. E quindi questo problema, siccome non gli porta risultato politico, voti per le prossime elezioni, è meglio la sagra della salsiccia. Non ho altro da aggiungere. Senti, per finire, che cosa farai domani? Domani ho qualche riunione in Parlamento, sperando di portare avanti appunto istanze importanti, perché di fatto noi cominciamo a soffrire di questi comuni che non pagano, e cominciamo a soffrire del fatto che non siamo ampiamente democratici, cioè banalmente mi chiama Antonino del comune A e io posso servirlo perché il comune mi sostiene, e mi chiama Antonino del comune B e io non posso servirlo e devo rimandarlo agli uffici comunali, come dire, già sapendo che per lui sarà un fallimento e non troverà informazione perché il comune non mi sostiene. Quindi l'idea dello sportello amianto è quello sempre di più di nazionalizzare, democraticizzare il servizio a tutti i comuni con l'aiuto dello Stato. Abbiamo dei tavoli importanti in merito a questo in sede parlamentare, soprattutto di Senato, perché la finanziaria quest'anno passerà dal Senato, e poi ho appuntamenti al Ministero dell'Ambiente, dove appunto il vice ministro Vagnagava tiene moltissimo a questo problema e sta facendo azioni per riprendere tavoli interistituzionali oramai abbandonati da decenni, e all'INAIL, che è un grande partner per la salute e la sicurezza sul lavoro con cui noi collaboriamo assiduamente. Quindi settimana piena, e spero di poterti dare più avanti delle news positive, non la solita cantilena che gli enti non aiutano. E allora siamo qua e aspettiamo. Grazie e buon lavoro. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza di avermi ascoltato. A te la linea di nuovo, Antonino. Grazie tante Simone. Allora, grazie a Fabrizio Protti dello Sportello Amianto Nazionale, grazie anche a tutti voi. Noi chiudiamo qui, ci salutiamo come da tradizione, la prima puntata si fa sempre. Keith Emerson, Honky Tonk Train Blues del 1976, appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.